1.409 studenti e 141 docenti positivi, 16.816 alunni e 1.245 professori in quarantena. I numeri di oggi dei contagi nelle scuole fanno capire come il virus circoli ancora e parecchio tra i giovani. Dall'inizio di gennaio, nonostante le molte settimane in DAD, ci sono state 6.281 positività e quasi 77.000 quarantene nelle classi, con 752 docenti positivi e quasi 6.000 in quarantena. Questo vuol dire che dobbiamo ancora essere molto attenti, vigili, e anche i progetti che noi abbiamo messo in campo, quindi le famose scuole sentinella che stanno funzionando molto bene sia per quanto riguarda le superiori ma anche per quanto riguarda le terze medie, ci sta dando uno spaccato importante che sarà anche fondamentale per l'organizzazione. Significativi dati relativi alle RSA circa la protezione offerta dalla vaccinazione. Al 1° gennaio gli anziani ospiti delle case di riposo positivi erano 3.580, al 31 marzo il numero è sceso a 48. I decessi, che erano a gennaio 892, sono calati a 38. Un crollo importante che mette in evidenza come la vaccinazione sia una protezione reale. Proprio alla luce di questa situazione si sta lavorando al protocollo per la riapertura delle visite nelle case di riposo. La prevenzione ha predisposto delle linee guida sia per gli accessi delle visite ai familiari sia per i nuovi accessi, gli accessi degli ospiti che devono entrare in una struttura residenziale per anziani. C'è un'interlocuzione con le organizzazioni Euripa, UNEBA, che raccolgono tutte le varie strutture per anziani. Stiamo aspettando le loro osservazioni e poi saremo pronti per queste nuove disposizioni.